Buongiorno a tutti ragazzi, sempre più notizie strane ci giungono, stavolta da una parte che ho trovato giustamente in inglese su un sito che, parliamoci chiaro, sempre di roba di complottismi, di di un'imminente preparazione dei governi che si stanno preparando per l'apocalisse del pianeta X. In effetti, l'elite globale è già pronta per l'imminente apocalisse. Nei loro piani purtroppo non includono la protezione dei cittadini comuni, quindi gli esperti di sopravvivenza mondiale credono che i governi degli Stati Uniti, che della Gran Bretagna e della Russia stanno preparando complessi segreti per garantire la sopravvivenza a un'elite globale, diciamo, quindi una classe politica eh, sta scavando gigantesche basi sotterranee mentre si prepara per un'apocalisse che sarebbe imminente. Però purtroppo solo pochi saranno i benvenuti in questi sotterranei sotto le montagne rocciose. Quindi diciamo che anche la Russia ha fatto un bunker di, per 40 milioni di persone, quindi un bunker molto grande sotto una montagna. Quindi diciamo che tutti gli stati più o meno si stanno preparando per questa cosa che qualcuno giustamente per screditare questa cosa complottistica ha detto per il fatto che potrebbe scoppiare una terza guerra mondiale, ma in realtà loro pensano che sia per il fatto dell'arrivo di questo famoso pianeta X, che da sempre se ne parla ultimamente, diciamo. Il più grande, diciamo, di questi bunker si trova in Colorado, sotto la città di Denver, e possono solo accedervi 10.000 persone. Quindi è destinata a funzionari governativi e individui, giustamente ragazzi potenti. Quindi questo gigantesco complesso è collegato alla voce degli Illuminati. Quindi parte dall'aeroporto di Denver e dicono che passi sottoterra con un treno tipo speciale e arrivi fino a questo tunnel. Pensate un poco che cosa ci nascondono, perché ragazzi, ripetiamo le cose. Fin dagli anni 90, diciamo, all'inizio di questo secolo, gli Stati Uniti e piccole città del Medio Oriente hanno ascoltato qualcosa giorno dopo giorno che sembrava un treno sotto le loro città, ma nessuno sapeva che cos'era. In effetti questa terra porterebbe sotto questi sotterranei, in effetti. Quindi diciamo che secondo i complottisti, come dicono loro, il pianeta Terra sarà catturato dal campo magnetico di questo pianeta X, come dicono. Diciamo che qualcuno ha detto, qualcuno in ambito militare ha detto, sanno che sta arrivando qualcosa e non penso che abbiano costruito questi rifugi sotterranei per un'imminente terza guerra mondiale, perché non hanno bisogno di scavare così in profondità. Pensa che sappiano che qualcosa sta arrivando già da decenni, quando Nibiru è stato scoperto dal telescopio IRAS. Ciao Eufrase, ciao Moicano. No, stavo parlando di queste cose sotterranee che stanno costruendo vari stati, no? Allora, ultimamente ho letto su un sito, diciamo, su un sito inglese, diciamo americano, che dei complottisti, diciamo, persone che diciamo fanno parte di segreti e cose così discorrendo, hanno detto che molti stati stanno facendo bunker sotterranei per un'imminente apocalisse che sarà dovuta grazie a questo pianeta X che arriverà, diciamo, non si sa quando, ragazzi, però vicino al nostro pianeta Terra. Quindi dicono loro perché costruire tutti questi bunker sotterranei per 10.000, per 20.000 persone. La Russia ad esempio ne ha fatto uno per 40.000 persone. Cioè alla fine dicono questi qua sarà solo per chi, per l'elite mondiale, per politici, gente importante, quindi
diciamo in Italia non l'hanno fatto, quindi sì, ma poi dicono loro che giustamente non avviserebbero a nessuno, quindi nessun governo, dice questa persona qui, ti dirà nulla su questa minaccia, a meno che non abbia una soluzione per te, perché altrimenti provocherebbe un collasso sociale. Ciao Alessandro, quindi le persone che pensano questa cosa, quindi diranno che sia un pazzo perché ne sarà capito. Non lo crederanno mai perché ragazzi, parliamoci chiaro. Come se io, tu domani dici, vedi che arriva il pianeta X, ma chi ti crede? In effetti hanno ragione loro. Dice nessun, ma nessuno ti potrà credere, quindi figuriamoci se qualcuno domani esce e ti dice, vedi che domani arriva il pianeta X, ma chi ti crede? Anche se avessi veramente le prove, nessuno ti crederebbe, quindi sono anni e anni che loro smentiscono questo pianeta X, che non esiste, Nibiru, è solo un'invenzione. Però giustamente poi andando con gli anni avanti vedono che in Russia c'è un bunker di 40.000 persone, negli Stati Uniti ne hanno fatto 4-5 di 10.000 a 20.000 persone, quindi diciamo grazie Aurora, grazie. Diciamo che in effetti tanti stati stanno costruendo. No, non l'ho visto, poi questa è la verità. Quindi stanno vedendo che tutte queste città, questi governatori stanno facendo questi bunker sotterranei, ma scavando bene bene in fondo, ragazzi. Quindi addirittura a Denver ci sarebbe un treno che porterebbe fino a questo bunker, diciamo. Il pianeta X si dice che sia un pianeta che ha un'orba ellittica e passa ogni, diciamo, mi pare 36.000 anni, quindi non si vedrebbe, ma influenzerebbe, diciamo, il nostro campo gravitazionale. Quindi non è che ci colpisce, ragazzi, questo passerà vicino. Il famoso pianeta, come dicono molti degli Anunnaki, cioè le persone che sono venute tanti anni fa sulla Terra. Quindi sono tante le teorie che dicono di questo pianeta X, quindi chi lo chiama Nibiru, chi lo chiama pianeta X, chi addirittura vedi come Alessandro dicono che sia un'astronave, quindi nessuno lo sa realmente cosa sia. Però giustamente questi complottisti, come li vogliamo definire, dicono perché in caso di terza guerra mondiale anche, perché costruire tutti questi bunker sotterranei molto profondi, profondi quanto già ci sono in effetti, quindi pensano a qualcosa di losco e di fatti poi fra CIA, servizi segreti, qualcosa sempre esce fuori, quindi qualche notizia è trapelata e questi qua subito hanno messo in moto questo macchinario. Ma non si sa, ti dico la verità, questa notizia non so, inizialmente questa è una notizia di 3-4 anni fa. Se devo dire chi l'ha messa in effetti ti direi una bugia. Comunque sono tanti che l'hanno detto, quindi sarebbe quasi impossibile capire chi l'ha messa. Quindi in effetti sono già 3-4 anni che sto in Ibiru viaggio, quindi mo esce questa cosa che hanno visto fare questi bunker a tutti questi stati, quindi sì, sì, Eufrasia potranno fare tutti i bunker del mondo se è arrivato il giorno non esisteranno rifugi atomici o rifugi così. Allora, in Europa nessuno l'ha fatto solo la Russia. No, ancora no, no, oggi mangio leggero perché stasera andiamo al ristorante che è il nome di mia mamma, quindi oggi leggero ragazzi, quindi mi mantengo oggi, poi stasera mi scasso. Quindi diciamo ragazzi è una notizia che cammina da anni e anni su internet, però di vero non sappiamo se sia vero sia no, rimane un dubbio come tanti altri, quindi non sapremo mai la verità, anche se io credo che se ci stava questo famoso pianeta X, penso che qualche amatoriale pure l'avrebbe visto, no? Dico io, a meno che non avrebbero tappato la bocca a questi amatoriali che
avrebbero trovato questo famoso pianeta, quindi rimane tutto un mistero nel mistero come sempre, ragazzi, quindi è una cosa un po' complessa in effetti, quindi oppure fa un giro talmente lungo che non può essere visto da nessun telescopio, diciamo, amatoriale, e quindi comparirà. Allora faccio un esempio: se arriverà da dietro al Sole, ragazzi, quindi non lo vedremo mai, perché la forza riflettente, diciamo, sì, potrebbe essere anche un fake, ragazzi, questo è assicurato, può darsi pure che stiamo dicendo tutte stupidaggini, non è detto, eh. Comunque, fatto sta che in America questa cosa va molto, diciamo, sì, è come la Terra che dicono che è piatta, sono anni che lo dicono, quindi può darsi, io mi spero che sia solo una notizia così e che non sia vero nulla, figuratevi, io questo voglio, figuriamoci se vorrei che fosse vera questa notizia, non ci penso proprio. Io ho postato questa notizia perché parecchi giornali americani, riviste scientifiche stanno mettendo questa notizia e l'ho messa pure io, ho fatto la traduzione in italiano e l'ho postata, questo ho fatto. Quindi spero che anche questa notizia sia fake, come dicono tutti, e che non ci sia in realtà davvero nulla, anche perché non è che io sia immortale poi a questa cosa, quindi se viene, ciao ciao pure io, non è che io rimango immortale qua sopra, quindi purtroppo ognuno poi ha il modo di vedere, questi americani vedono che fanno bunker, tutte queste cose, forse che ne so, li faranno per protezione, se succede qualche cataclisma naturale, può darsi che li stanno costruendo per queste cose così, diciamo, perché i cambiamenti climatici in effetti ci sono, può darsi pure che non sia per questo pianeta X, ma tengono paura di questi cambiamenti climatici oppure qualche asteroide che potrebbe arrivare, allora forse ci sarebbe più, diciamo, ragionevole sta cosa, però il fatto sto pianeta X non lo so, dico un 70%, no, un 30% sì. Sì, sì, ma sta camminando brutta questa notizia, quindi sul sito scientifico della NASA, delle cose, tutti questi che fanno, diciamo, informazione scientifica, tutti quanti a dire sto pianeta X, Nibiru, questo pianeta che fa questa orbita ellittica di 36.000, gli Anunnaki, diciamo un casino ragazzi al finale, quindi chi dice che è un'astronave, la verità non la sa nessuno secondo me. Comunque speriamo che non arrivi nulla, che questo video sia solo una notizia così giusto per dirla e che non sia davvero nulla di vero. Il fatto che i bunker che stanno facendo, quelli sono veri, non si sa il motivo, questi hanno detto che il motivo è questo, poi dobbiamo vedere perché hanno fatto questi bunker, diciamo, in effetti. Può darsi pure ragazzi che l'hanno fatto perché, diciamo, hanno paura dei cambiamenti climatici, quindi non è detto che deve arrivare sto pianeta X. Quindi diciamo, sì, sì, l'ho letto Cristina, quindi diciamo può darsi che sia per questo, quindi non il pianeta X, quindi i complottisti tendono sempre un po', diciamo, a pensare un po' alle cose che possono nascondere, però può darsi pure che non è così come dicono loro, quindi sono fonti comunque non attendibili al 100%, quindi sono sempre voci di persone che tendono sempre un po' a esagerare, poi c'è chi mette addirittura le foto, chi mette le cose, però le foto le possiamo, come si dice, truccare tutti, quindi è inutile farle, quindi vabbè ragazzi, vi auguro un buon Ferragosto, buon appetito a tutti. No, la verità no, perché vado stasera al ristorante a mangiare e quindi oggi leggero, niente proprio, un po' di insalata e quindi nulla, stasera mi scasso al ristorante. Non lo so Alessandro, dico una bugia, penso di sì che anche qua ci sia stata la guerra, penso che anche qui in Italia ci siano i famosi bunker, quindi credo di sì. Non lo so perché non ho mai fatto sta notizia tipo bunker in Italia, anche perché non faccio video sulla guerra, queste cose così, diciamo.
Vabbè, voglio buon appetito a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Ci sentiamo più tardi. Ciao Saverio, ciao Alessandro, ciao a tutti ragazzi. Ciao Moicano, ciao.